Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Ultima giornata di andata della Serie B-Win dallo stadio Granillo di Reggio Calabria, in campo Reggina e Sassuolo, padrone di casa alla ricerca di punti pesanti per la zona playoff. Azzori sceglie una Reggina con un'inedita difesa a 4. Dal canto suo Gregucci schiera un Sassuolo ancora con le 2 punte. I emiliani hanno bisogno di punti per la zona salvezza. Dirige l'incontro il signor Giancola. Sono i padroni di casa ad avere la prima occasione da rete, ma Adija colpisce il pallone con la mano. E poi il Sassuolo, con questo calcio di punizione di Quadrini, ad iniziare una serie di occasioni. Attenzione alla mezza rovesciata di Bruno, pallone che viene raccolto dal portiere della Reggina Puggioni. Ospiti ancora in avanti, ancora con Bruno che di destro colpisce l'esterno della rete. Attenzione alla Reggina con il suo capitano Missiroli, un bolide che finisce sopra la traversa, inquadrato il capitano della Reggina Missiroli, autore di questo tiro. Preoccupato Gregucci con la Reggina che continua ad avere occasioni da rete. Qui è Adija che preferisce non concludere in porta, serve invece Bonazzoli che arriva con un attimo di ritardo. Inquadrati i 2 attaccanti della Reggina, Bonazzoli e Adija. Attenzione al Sassuolo con questo sinistro di Troiano, pallone che finisce fuori di pochissimo. E questa è la prima occasione per Catellani, la parata plastica di Puggioni. Il corner del Sassuolo, un'altra occasione per Troiano che non riesce ad inquadrare la porta. Nella ripresa la Reggina inserisce Campagnacci per dare più sostanza al suo centrocampo, fuori Barilla. E un'altra Reggina nella ripresa, il cross di Missiroli per la testa di Bonazzoli che però non ci arriva. Bressan si rifugia in corner. Rivediamo l'occasione per i padroni di casa. Sassuolo si fa vedere dalle parti di Puggioni con un'altra conclusione dalla distanza di Michele Troiano. In avanti la Reggina, il cross di Rizzo ancora per Bonazzoli, ma non è giornata per l'attaccante di casa. Il Sassuolo rimane in 10 per questa espulsione di Bianco. Sembra un po' eccessiva la decisione di Giancola, protestano tutti i giocatori del Sassuolo. Duro l'intervento di Bianco, ma è sembrato eccessivo il rosso. Attenzione ancora Reggina in avanti, nessun attaccante riesce a centrare la porta, ad arrivare sul pallone. Ancora Calabresi in avanti con Bonazzoli, forse Rossini tocca con il braccio. Rivediamo il replay. Effettivamente il pallone va a sbattere sul braccio del difensore del Sassuolo. Attenzione perché gli emiliani rimangono in 10, anzi in 9. Espulso Martinetti per questa entrataccia su Acerbi. Ci prova la Reggina nella finale con questo forcing, ma il Sassuolo riesce a portare a casa un punto prezioso per la zona salvezza, pur essendo rimasto in 9 nel finale di partita.